Mercoledì una giornata di lutto cittadino ad Anguillara Veneta. Le bandiere saranno a mezz'asta, scuole e negozi chiusi. Alle 15:30 nella chiesa parrocchiale si svolgeranno i funerali di Stato in forma solenne di Domenico Zorzino, il poliziotto eroe del reparto prevenzione crimine della questura di Padova, morto nel disperato tentativo di salvare la vita a Valerio Buoso, il pensionato finito con la sua auto nelle acque del Gorzone e annegato insieme a lui. L'addio al 75enne invece sarà celebrato sempre mercoledì ad Anguillara, ma alle 10:30. La comunità del piccolo paese della Bassa Padovana si stringerà attorno alle famiglie delle due vittime distrutte dal dolore. Martedì sera alle 20:45, sempre in chiesa, invece, è stato organizzato il rosario per entrambi. Mercoledì nella palestra comunale di Via Olimpiadi, 2 ore prima dell'inizio dei funerali di Domenico Zorzino, sarà allestita la camera ardente per consentire a tutti un momento di raccoglimento prima delle esequie. Poi il feretro dell'assistente capo della Polizia di Stato verrà portato in chiesa per il picchetto d'onore dei suoi colleghi. Alla cerimonia, che verrà officiata dal vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, insieme al parroco di Anguillara Veneta, Don Giampaolo Assiso, e il cappellano della Polizia di Stato, Don Ulisse Zoggia, prenderà parte anche il capo della Polizia, Lamberto Giannini. Il poliziotto, cinquantenne, da oltre 30 anni in servizio alla questura di Padova, è stato ritrovato abbracciato all'anziano vicino di casa, nella classica posizione che si fa nelle procedure di salvataggio, segno che non lo ha mai abbandonato, nemmeno quando sentiva che le acque gelide del Gorzone stavano risucchiando anche lui.